Rieccoci insieme cari telespettatori. Allora, il primo tema che andiamo ad affrontare insieme al nostro ospite, diciamo al nostro esperto, ve lo presento subito, ben arrivato ad Andrea Zanoni, consigliere regionale, in modo particolare presidente della Commissione Legalità del Consiglio regionale del Veneto, Partito Democratico. Ben arrivato qui con noi. Grazie e buonasera a tutti. È un tema che deve essere anche ben assimilato, perché abbiamo capito dalle diverse ricerche e studi condotti anche dall'Università di Padova che la percezione della diffusione delle mafie, delle ecomafie, di un certo tipo di criminalità organizzata nella nostra regione non è così forte e sentita, non è ben percepita e radicata, ma di fatto purtroppo invece il fenomeno diffuso di questa criminalità, di ecomafie così definite, adesso il consigliere che ha avuto modo di fare diversi approfondimenti con esperti, con tra virgolette addetti ai lavori, ci spiegherà bene. Purtroppo è un fenomeno pervasivo, estremamente pericoloso, dannoso, non solo per l'economia del territorio, coinvolge degli imprenditori, ma poi naturalmente va a coinvolgere anche la salute dei cittadini. Ci sono dei fatti anche recenti di cronaca che hanno in qualche modo sconvolto gli animi di chi li ha seguiti, non ci si poteva credere, eppure ha coinvolto anche la nostra regione, alcuni territori delle nostre province. Allora, consigliere, voi, Commissione Legalità tra l'altro, si occupa proprio di questo. Ecomafie cosa sono sostanzialmente e perché? Perché alcuni con cui ho parlato non ci credono che ci siano radicate nella nostra regione. Perché sono radicate? Beh, allora innanzitutto la questione delle infiltrazioni mafiose è una questione di estrema attualità. In realtà fino a una decina di anni fa si poteva parlare di infiltrazioni mafiose al nord e in Veneto. Ora purtroppo siamo costretti, anche dai dati che abbiamo in nostro possesso, che le autorità stanno monitorando, a parlare di radicamento delle mafie. Le mafie sono presenti, sono operative, svolgono la loro attività criminosa in maniera silenziosa, non utilizzano quelle strategie tipiche della mafia del sud di 15-20 anni fa, ma si infiltrano e quindi operano con imprese, piccole imprese, con purtroppo tanti liberi professionisti accondiscendenti, con la complicità di piccole imprese anche locali, spesso andando a trovare consenso e collaborazione in quei piccoli imprenditori che magari sono in crisi, che sono in deficit di liquidità e che quindi in qualche modo vengono aiutati da queste organizzazioni criminali. Organizzazioni che poi naturalmente lucrano su tutto quello che si può lucrare, ma noi lo stiamo seguendo in queste settimane con un filone di approfondimento, si infiltrano anche su quello che è il nostro ambiente e che ne fa le spese. Noi stiamo seguendo appunto le ecomafie, ovvero tutte quelle attività criminose che sfruttano il nostro ambiente, ma soprattutto lo inquinano. E fanno danni all'agricoltura, quindi vuol dire fanno danni gravissimi al settore agroalimentare e alla salute dell'uomo. Questo è bene precisarlo, perché uno poi magari le vede come qualcosa di distaccato. Esatto, no? Perché cosa succede? Ci sono dei rifiuti da smaltire e parte di questi rifiuti vengono smaltiti addirittura nei terreni agricoli. Determinati fanghi di attività, di processi di depurazione industriale anche, vengono praticamente interrati o mescolati ai terreni. Questi contengono dei metalli pesanti, contengono delle sostanze nocive e naturalmente poi, essendo questi territori destinati alla coltivazione agricola, possono trasmettersi nei cibi che diamo agli animali o anche che arrivano nelle nostre tavole. Ecco, allora guardi, la cosa più sconvolgente, che effettivamente anche a me dà anche fastidio, è che noi vendiamo il Made in Italy. Vendiamo il Made in Veneto, abbiamo tante associazioni di categoria dell'agricoltura che giustamente cercano di valorizzare il lavoro di tante persone di una categoria, di un settore che è primario, che è quello dell'agricoltura. Criticando i prodotti che vengono, insomma facendo un'oggettiva osservazione, dicendo che i prodotti che vengono poi dall'estero possono essere contaminati, non sono controllati, quelli del nostro territorio sono sicuri, sono tranquilli, siamo certi, controlli.
controlli. Controlli ci sono perché abbiamo visto, se no non scoprirebbero queste cose. Ma allora cos'è che secondo lei, in base anche alle esperienze che ha avuto lavorando qui in commissione, parlando, perché voi avete avuto dei colloqui anche molto interessanti con il tenente colonnello Corsano, comandante del gruppo Tutela Ambiente e Transizione Ecologica di Milano, con i NOE, con altre persone che hanno un ruolo importante, cos'è che è mancato, che manca, perché succedano questi fatti di una gravità inaudita, che mettono in discussione l'operato di una categoria, capisce? Sì, quello che è successo esatto, in questi giorni è terribile, perché poi dalle intercettazioni telefoniche chi era ai vertici di questa organizzazione che smaltiva fanghi tossici nei nostri terreni, è successo ad esempio per quanto riguarda questo filone di indagini partito dalla Lombardia, che hanno smaltito questi rifiuti tossici anche in terreni in provincia di Verona. Ecco, quindi le intercettazioni hanno scovato anche delle battute che dicevano chissà quali saranno i bambini che mangeranno i prodotti di questo terreno, ridendo, no, sulla pelle addirittura dei bambini, quindi questa è una cosa gravissima. Che cosa ci dicono gli esperti? Noi abbiamo sentito appunto i colonnelli sia della DIA che dei NOE. Allora ci dicono che ad esempio le procedure semplificate per aprire un'azienda di trattamento dei rifiuti hanno messo nel mercato molte aziende che operano senza tutti quei controlli, invece alle quali sono sottoposte le aziende che operano in maniera organica. Quindi ci sono una serie di procedure semplificate che hanno sì sburocratizzato e velocizzato l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Italia, ma che hanno consentito a questi criminali di approfittarne, visto che i controlli sono inferiori, approfittarne per compiere questi atti criminosi alle spalle dell'ambiente e della salute. Poi ci sono anche altre questioni che hanno sollevato, ad esempio il colonnello Storoni della DIA diceva che i controlli per quanto riguarda gli appalti hanno determinate funzioni e riescono ad arginare il fenomeno mafioso, però ci sono delle soglie sotto le quali, per quanto riguarda gli importi, ad esempio la soglia dei 150.000 euro ci citava, determinati controlli e verifiche non vengono più fatte, come invece vengono fatte per i appalti di cifre superiori. Quindi se da una parte abbiamo ottenuto uno snellimento delle procedure, dall'altra parte abbiamo dato una mano a queste associazioni criminose che sanno benissimo quali sono le norme, che si muovono appunto non più con la lupara ma tramite liberi professionisti, avvocati e commercialisti. Questo è il grosso problema che è emerso dalle audizioni che abbiamo fatto nella Commissione Legalità. Abbiamo appunto liberi professionisti compiacenti. Se poi andiamo a vedere tra l'altro gli arresti che sono stati fatti ultimamente, soprattutto il procuratore capo della Repubblica di Venezia ha parlato di 200 attività, diciamo, tra arresti e altre attività nei confronti di chi ha commesso reati del genere. Ecco, se noi andiamo a vedere i nomi di questi arrestati troviamo purtroppo moltissimi cognomi tipici del Veneto. Non è più un radicamento, un'infiltrazione che viene da fuori, ma è questa organizzazione criminale, criminosa, che ha tra i suoi esponenti, tra i suoi, diciamo, operatori, chiamiamoli così, moltissimi veneti. Quindi è una questione proprio molto seria, più seria di quello che spesso pensiamo, e appunto il procuratore di Venezia Cherchi dice che la cosa in Veneto viene considerata troppo alla leggera. Ecco, non viene percepita la gravità di questo radicamento, perché questo vuol dire che una volta che si è insinuato, che è diventato una prassi, c'è l'aspetto omertoso da non sottovalutare, giusto? Sì, diventa pervasiva nella società ed è quella la gravità anche, no? Purtroppo Cherchi usa queste parole, lui parla di Veneto distratto, che ha solo una partecipazione formale di convenienza alla lotta antimafia, e questo avviene a mio avviso quando non si ha effettivamente, come dice giustamente lei, la effettiva percezione del fenomeno.
200 arresti sono veramente tanti, ci sono tantissimi filoni in Veneto che riguardano purtroppo tutte e 7 le province. Ci sono punte, diciamo, di arresti e di indagini per quanto riguarda Verona e per quanto riguarda Venezia, ma se poi andiamo a vedere tutte le altre province, diciamo che il fenomeno è presente ovunque in maniera omogenea in tutto il nostro territorio, in particolare laddove ci sono province che hanno un certo prodotto interno lordo, diciamo così, una certa attività economica. Dove c'è ricchezza, dove si muove denaro sostanzialmente. Falcone diceva segui i soldi e scoprirai dove sono i mafiosi, quindi una situazione veramente preoccupante. Allora, perché già c'è l'aspetto legato appunto a questa attività di delinquenza organizzata che diventa pervasiva e quindi crea una società che diventa marcia, chiamiamolo così, in termini di una società che poi così perde anche dei valori che sono fondamentali, quelli di onestà, che quando vengono meno si crea diffidenza, si crea tutta una situazione non piacevole. Dall'altro però, lo vedevamo anche dalle immagini che sono abbastanza inquietanti, immagini reali, non sono film. Abbiamo un territorio che non è più integro, diventa come il discorso che è successo nel sud Italia, insomma, no? Contaminato, ci sono queste pervasività di queste sostanze che possono non solo danneggiare la salute dell'uomo, ma poi entrare in falda e quindi diventa un problema grossissimo. Qui stiamo parlando di qualcosa di una gravità ancora superiore. Ecco, diciamo che c'è la questione morale, giustamente, la questione dell'onestà, la questione di perdita dei valori, però c'è anche un'altra questione. La presenza, il radicamento della mafia, di queste associazioni criminose in Veneto, porta che queste associazioni a delinquere riescono ad aprire dei settori di mercato, essere presenti nel mercato del Veneto e quindi di conseguenza poter intervenire in diversi settori. Ci sono molte aziende, ad esempio nell'edilizia, a prezzi più vantaggiosi proprio perché ci sono dietro tutte attività criminose che violano le norme, quindi si presentano anche con prezzi più vantaggiosi sul mercato e quindi creano un problema anche di concorrenza sleale nei confronti di tutte quelle aziende oneste, che sono la stragrande maggioranza in Veneto, che devono rispettare le norme finanziarie, le norme ad esempio della sicurezza sul lavoro. Noi sappiamo e che hanno delle spese, che queste sono spese, quando si rispettano le norme ci sono anche dei costi, chi non segue la legge non ha questi costi e quindi non c'è solo un problema di danno di immagine, di perdita di valori, di illegalità, ma anche di concorrenza sleale e quindi di danno economico al sano tessuto, diciamo, imprenditoriale della nostra regione. Tra l'altro, appunto, quando si parla di danno economico, e lei dice anzi di concorrenza che è scorretta, ci leghiamo ad anche dei prodotti. Un prodotto che magari viene poi esce sul mercato a un prezzo inferiore diventa più appetibile rispetto a quello, magari stessa provenienza, sempre made in Veneto, diciamo così, per intenderci, che però ha un prezzo superiore. Certo, questo è un esempio, Dopodiché... Ma come fidarsi a questo punto? È quello che dicevo, perché quando viene meno questa componente di fiducia, no? Di un brand, di un marchio, di una territorialità, di un'appartenenza, tutto diventa labile, non c'è nessuna sicurezza. Le autorità, la regione in collaborazione con gli inquirenti, quindi le autorità che si occupano, mi riferisco ad esempio ai NOE o alla DIA, alle prefetture che si occupano di questo contrasto, devono, diciamo, impegnarsi molto di più, ancora di più, e cercare di creare questo stato di attività utile a contrastare in maniera più seria questi fenomeni e quindi a riportare quella fiducia che i cittadini devono avere nei nostri prodotti locali. Diciamo che qui stiamo parlando di casi specifici di indagini, quindi già il fatto che ci siano indagini, che ci siano arresti ci dice che le cose stanno funzionando e che quindi sono casi sporadici. Si spera
spera che siano casi sporadici, perché poi che scavando sotto non venga fuori altro, perché sempre il timore è sempre questo. Perché... Fenomeni di illegalità e di violazione delle norme ambientali in Veneto purtroppo ce ne sono moltissimi. Discarichi illegali, addirittura materiali non ben definiti, occultati nelle falde acquifere all'interno delle cave, cioè effettivamente abbiamo grossi problemi ambientali, basta pensare anche alla questione dei FAS che hanno inquinato le falde acquifere di 70 comuni e contaminato il sangue di 300.000 cittadini del Veneto, cioè purtroppo abbiamo dei precedenti non da poco. Io lo interrompo un attimo perché abbiamo da parlare anche del discorso, uno si chiede ma allora l'interdittiva antimafia che cosa serve? Ecco, la interrompo solo questa perché abbiamo la pubblicità, pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme perché nella commissione ci sono tante informazioni interessanti, non per niente è stata istituita questa commissione sulla legalità. Tra poco.